Dopo 2 giorni di agonia si è spento all'ospedale Cafoncello il 17enne tunisino che nella notte tra sabato e domenica aveva tentato il suicidio nel carcere minorile di Treviso. Nella struttura il giovane era stato portato da Vicenza, dove nel pomeriggio di sabato era stato protagonista di una serie di episodi che avevano seminato il panico nel capoluogo berico. Una rapina riuscita e una tentata ai danni di 2 anziani, un tentato scippo, la fuga con tuffo nel retrone, la rocambolesca arrampicata su un palazzo con irruzione in un appartamento dove si era barricato scaricando contro gli agenti di polizia un estintore. Alla fine era stato arrestato e trasferito al centro di accoglienza del carcere minorile di Santa Bona. Qui qualche ora dopo aveva tentato di impiccarsi. Soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno immediatamente chiamato il medico della casa circondariale, era stato trasferito nella rianimazione del Cafoncello, dove si è spento. Il 17enne era giunto in Italia come minore non accompagnato e non si conoscono dettagli sulla sua storia. Sull'episodio la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire l'accaduto e capire se il tragico epilogo fosse evitabile. Il dramma del 17enne riapre la questione della situazione dell'istituto minorile di Treviso, che da tempo dovrebbe essere dismesso. Un dramma che tocca le coscienze di tutti, ma vorrei escludere le strumentalizzazioni politiche, dice il sindaco Mario Conte. Circa un mese fa sono andato personalmente in visita al carcere minorile ed effettivamente è una situazione in sofferenza. Devo altrettanto dire però che, confrontandomi sia col ministro Nordio che con il sottosegretario Ostellari, abbiamo avuto le rassicurazioni che entro fine anno quell'ala del carcere, cioè quella destinata ai minori, verrà trasferita interamente a Rovigo, quindi su una struttura nuova, accogliente e rigenerata.